Su questa vicenda, ricordatelo sempre, perché c'è sempre qualche lazzarone che andrebbe punito, soprattutto nei social, che se c'è stato un partito che non ha avuto un avvisato, un arrestato, è stata la Lega in tutta questa vicenda. Perché vedo anche esponenti di sinistra che fanno lezione, vorrei ricordare che ne hanno avuti per tutti i magistrati il 4 giugno, 105 avvisi di garanzia tra avvisi e arresti, ma di leghisti neanche uno. Non parla della vicenda Mose dal 2014 il governatore Zaia, ma all'indomani della scoperta delle fiamme gialle veneziane sui fondi neri nei paradisi fiscali con 20 imprenditori veneti finiti nei guai e ancora una volta il nome di Giancarlo Galan, vuole sottolineare come allora in questi 5 anni non sia mai uscito il nome di un leghista coinvolto nella vicenda. Nel frattempo gli avvocati dell'ex governatore veneto hanno dichiarato che non esisterebbe alcun tesoretto. Possiamo escludere in maniera radicale che ci siano denari attribuibili a Galan all'estero, ha dichiarato Niccolò Ghedini, sulla stessa lunghezza d'onda del collega Franchini, che parla di suggestioni legate all'intercettazione ambientale in macchina nel 2014 tra Paolo Venuti, dello studio commercialista padovano, e la moglie risultata intestataria di un conto in Svizzera. Quei soldi sono di Giancarlo, si dissero, riferendosi al 1,5 milioni di euro di cui non c'è ormai più traccia, ma l'interpretazione di quelle parole, secondo l'avvocato Franchini, si presta a svariate ipotesi. Sviluppi di cui i difensori si dicono all'oscuro, non essendo lui indagato.